Due settantenni in terapia intensiva a Cosenza colpiti dal virus. A Sorbo San Basile il sindaco chiede tamponi per i suoi cittadini, intanto la Calabria oggi è a più 17. In Calabria solo il 10% degli insegnanti ha accettato di sottoporsi al test sierologico. Hanno protestato questa mattina a Catanzaro i tirocinanti che chiedono la stabilizzazione, basta con il lavoro nero. 19 misure cautelari emesse dal GIP della distrettuale antimafia di Reggio Calabria nei confronti di appartenenti a 2 organizzazioni criminali accusati di traffico di droga. Corsi di formazione finalizzati ad acquisire competenze nei settori della sostenibilità ambientale per i giovani. Si chiama Nettezza Urbana, il progetto di gemellaggio fra Cosenza e Napoli. 2 giorni dedicati ai libri, all'arte e alla musica. La 4ª edizione del Festival della Lettura ha segnato la ripartenza dopo il lockdown. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Come avete visto dai titoli in apertura parliamo dei casi di coronavirus perché sono 2 settantenni che sono stati ricoverati in terapia intensiva a Cosenza e sono stati proprio colpiti dal virus, mentre a Sorbo San Basile il sindaco ha chiesto tamponi per tutti i suoi cittadini e alla Lamezia si arriva a 15 positivi. Dopo i 2 casi positivi registrati a Taverna, i primi dall'inizio della pandemia, c'è apprensione nei centri della Presila catanzarese. Uno dei 2 coniugi risultati positivi al Covid ha partecipato ad un matrimonio con oltre 200 invitati in un locale di Sorbo San Basile e c'è apprensione nel piccolo centro del catanzarese. Ma la situazione è abbastanza tranquilla perché di fatto si aspettano alcuni tamponi già effettuati in questi 2 giorni, ma per un evento che non è avvenuto in un locale di Sorbo San Basile, ma in un locale di Taverna, dove hanno partecipato appunto queste 2 persone che poi sono state trovate con il Covid-19. Per quanto riguarda invece l'evento che si è verificato venerdì in questo locale, in questo ristorante del comune di Sorbo San Basile, e la situazione è sotto controllo e si aspettano le chiamate da parte del Dipartimento regionale appunto per iniziare a fare i tamponi. C'è apprensione chiaramente perché non si capisce il grado appunto di contagio che c'è stato. L'amministrazione comunale ha adottato tutte le misure necessarie, invitando le persone che hanno partecipato al matrimonio a rimanere in isolamento in attesa dei tamponi. Il locale che ha ospitato l'evento è stato chiuso. Abbiamo concordato con il proprietario la chiusura, tant'è che avevano un altro evento, un matrimonio, un compleanno per domenica e chiaramente hanno disdetto, da parte della proprietà, hanno disdetto questi eventi. Ma sono già stati effettuati i tamponi? Dall'evento di potenziale eventuale contagio debbono passare almeno 5 giorni, 6 giorni per poter fare il tampone. Quindi intorno a domani, mercoledì, si inizierà forse con una tenda allestita dalla Protezione Civile, si procederà appunto a fare i tamponi a tutte quelle persone che sono state presenti a questo evento e naturalmente anche al personale. Intanto in molti centri della regione si registrano nuovi contagi. Attenzione massima nel Cosentino. Nel reparto di rianimazione dell'Annunziata sono 2 le persone ricoverate, uno proveniente da Corigliano, l'altro da Buonvicino. Quest'ultimo, prima di essere trasferito all'Annunziata, è transitato dal pronto soccorso di una clinica di Belvedere Marittimo. Il personale della struttura sanitaria è entrato in contatto con l'uomo risultato positivo, adesso è stato posto in isolamento. Sempre all'Annunziata è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive uno dei migranti ospiti del centro di accoglienza di Rende, arrivato al pronto soccorso alle prime luci dell'alba di oggi. Secondo quanto si è appreso, inoltre, la bimba di 7 mesi risultata positiva al Covid è la figlia di uno degli operatori del centro. Ad Amantea, oltre
Oltre al centro di accoglienza Ninfa Marina, dove sono stati riscontrati diversi casi di positività, anche l'altra struttura che ospita i migranti è stata posta in via precauzionale in quarantena. Si intensifica il lavoro dei sanitari della task force dell'ASP di Cosenza e anche oggi numerosi i tamponi effettuati. Alla Lamezia salgono a 15 positivi, lo fa sapere il sindaco Paolo Mascaro attraverso Facebook. Comunicati altri 3 casi positivi, si tratta di familiari di un altro caso in precedenza riscontrato quale positivo. Le condizioni di salute dei 3 nuovi casi, aggiunge Mascaro, sono buone e sono in isolamento domiciliare e quindi un solo ricovero e 14 in isolamento domiciliare. Ad oggi quindi si hanno 15 casi, 2 per rientro da altra regione, 5 appartenenti ad unico nucleo familiare con contagio avvenuto in altro comune e 8 per contagio con persona proveniente da altra regione. Continua ad essere ogni aspetto circoscritto con quarantena per tutti gli stretti contatti. Quindi crescono, ma sono sicuramente meno di ieri positivi in Calabria, ma vediamo proprio caso per caso nel bollettino regionale. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 164.464 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.640, 17 in più rispetto a ieri, quelle negative 162.824. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 11 in reparto, 23 in isolamento domiciliare, 186 guariti e 33 deceduti; a Cosenza 15 in reparto, 1 in terapia intensiva, 62 in isolamento domiciliare, 453 guariti e 34 deceduti; a Reggio Calabria 2 in reparto, 83 in isolamento domiciliare, 296 guariti e 19 deceduti; a Crotone 1 in reparto, 20 in isolamento domiciliare, 116 guariti e 6 deceduti; a Vibo Valentia 5 in isolamento domiciliare, 84 guariti e 5 deceduti. Altre regioni o stati esteri 185, nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. I ricoverati del setting fuori regione sono 8 e dei migranti 1. Sono stati distribuiti nei reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 11, di cui 5 non sono residenti. Dei 15 pazienti ricoverati al reparto di malattie infettive di Cosenza, 4 sono non residenti. Sempre a Cosenza per 2 casi è in corso un'inchiesta epidemiologica e 2 sono casi da rientro. A Crotone 2 positivi sono del Cara. Dall'ultima rilevazione, le persone che sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.991. E a proposito di vaccini e di curva dei contagi nella nostra regione, sentite proprio le parole del presidente della Società Italiana di Virologia, Arnaldo Caruso. Massima attenzione, Italia in prima linea sul vaccino contro il Covid, ma c'è molto da lavorare. Assistiamo a un ritorno del virus e, come abbiamo visto, fin tanto che questo virus circola in giovani si mostra sempre e quasi sempre asintomatico. Il problema è quando arriva a individui più fragili o individui anziani che abbiamo i problemi, cioè lì il virus diventa più aggressivo e si finisce per essere ricoverati in ospedale, addirittura in rianimazione. Quindi bisogna stare attenti, perché ancora adesso vediamo i primi segni di questo ritorno, ma ci aspettiamo un ritorno più importante nell'autunno. I dati calabresi di queste ultime settimane sono simili a quanto avvenuto in altre regioni e il fenomeno è in crescita. Quando c'è un contagio significa che dietro questo contagio ci sono tantissimi altri individui che non sono stati evidenziati come infetti. Quindi si può dire che almeno per ogni contagio ce ne sono altri 10 che non conosciamo, quindi i focolai al momento in Italia sono oltre 1800, sparsi dappertutto, quindi aspettiamoci che inevitabilmente questi numeri tenderanno ad aumentare
e anche in Calabria dobbiamo attenderci qualcosa di simile a quello che è avvenuto in altre regioni, quindi più che sperare in qualcosa che viene dallo Stato o dalla sanità, dai controlli, bisogna essere coscienti di doversi proteggere, cioè di non avere paura del virus, ma di stare attenti, nel senso che proteggendo noi proteggiamo gli altri e principalmente proteggiamo le persone più fragili, gli anziani e chi soffre di malattie croniche. Ma per il vaccino quanto tempo occorre? Il vaccino deve essere sicuro, sperimentato, altrimenti è un rischio e quindi bisogna essere certi che questo vaccino dia garanzie. E il vaccino che dà garanzie necessita solitamente non di mesi ma di anni di analisi e valutazioni. Quindi bisognerà vedere quanto l'epidemia ci costringerà a rischiare effettuando un vaccino non ancora perfettamente sperimentato. L'apertura delle scuole sarà la cosiddetta prova del 9. Certamente ci aspettiamo un enorme incremento nella positività perché, come abbiamo detto, bambini, giovani sono asintomatici, quindi quando andremo a valutare l'incidenza delle infezioni a livello scolastico ci aspettiamo che saranno sicuramente tante e quindi la nostra percentuale salirà. Quindi, ripeto, non bisogna aver paura, bisogna soltanto cercare di prendere tutte quelle precauzioni a scuola come altrove che ci porteranno ad avere un decorso di questa epidemia diversa da quella che abbiamo visto prima per nostra impreparazione. Ora siamo preparati, cerchiamo di affrontare il virus come merita. Dunque dicevamo la prova del 9 sarà la riapertura della scuola, oggi però a Taverna il sindaco in provincia di Catanzaro, il sindaco ha emanato 2 ordinanze proprio per la chiusura dopo 2 casi di Covid. Si avvicina il 24 settembre, data della riapertura delle scuole in Calabria, un giorno sempre particolarmente atteso, ma che quest'anno lo è ancora di più. Sono tante le preoccupazioni di docenti e genitori che dovranno lavorare assieme per garantire davvero la sicurezza degli studenti, che parte dall'adeguamento delle aule e dei servizi. Ma qual è la situazione nelle diverse aree della regione? Cerchiamo di fare il punto. Partiamo dalle dichiarazioni del ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, che ha chiaramente parlato di una seria possibilità di contagio. La scuola, ha detto, non è un luogo fatato dove c'è il rischio zero e quindi serve molta cautela. I dirigenti dei diversi istituti e le amministrazioni locali l'hanno ben capito e da tempo. Nella Presila Catanzarese, per esempio, i sindaci chiedono aiuto alla regione. Dopo un periodo di relativa tranquillità, i contagi hanno subito un'impennata in tutta l'area, tanto che il sindaco di Taverna, Sebastiano Tarantino, ha sospeso la campagna elettorale. Sospese anche le celebrazioni liturgiche e tutte le attività scolastiche, fino a nuovo ordine, che si spera arrivi presto. Problemi d'altro tipo a Locri, dove il sindaco Giovanni Calabrese è in lite con la dirigenza del locale liceo classico, che vuole anticipare la riapertura delle lezioni, in deroga alle indicazioni della regione Calabria. E qui i toni si sono davvero scaldati, con continui botta e risposta, diatribe che non fanno bene in questo periodo di paure e di incertezze. Infine non scordiamo che proprio per domani la CGIL ha promosso una giornata di protesta davanti all'ufficio scolastico provinciale di Cosenza. Il tema del contendere stavolta sono le operazioni di assegnazioni provvisorie che riguardano gli insegnanti messi in ruolo, soprattutto quelli di sostegno. Già oggi i docenti in mobilità costretti a partire hanno scelto di manifestare con una passeggiata di protesta da Piazza Bilotti alla prefettura. Questo settembre dunque per la scuola sarà davvero caldissimo. Intanto il governo nazionale ha emanato un nuovo DPCM firmato proprio oggi e proroga tutte queste misure che erano già in vigore, quindi restano chiuse sia le discoteche che gli stadi, lo ha detto proprio oggi il ministro Roberto Speranza. A proposito di scuola, in Calabria solo il 10% degli insegnanti ha accettato di sottoporsi al test sierologico.
Il governo potrebbe correre ai ripari rendendo obbligatorio il test sierologico per insegnanti e personale ATA. Intanto è molto bassa in tutta Italia la percentuale di soggetti sottoposti ai test. In Calabria ai minimi termini. L'adesione è infatti inferiore al 10%. La percentuale più bassa nel Cosentino, dove è stato testato l'1% del personale. A Catanzaro il dato più alto, di poco superiore al 30%. Secondo la Federazione Italiana Medici Generici di Catanzaro, i fattori che hanno contribuito a non ottenere un buon risultato, almeno fino ad ora in alcune province, sono legati al ritardo con cui molte aziende sanitarie si sono attivate. Si rischia un altro flop come quello registrato con l'app Immuni. Gianfranco Morrone, un docente intenzionato a sottoporsi al test, ci racconta quali ostacoli ha incontrato. Contattando il mio medico di famiglia, per come era stato indicato nella nota del Ministero, non ho indicazioni per come poter fare questo test. Ed è la quarta o la quinta volta che contatto il mio medico. Per lui purtroppo dice che non ha indicazioni in merito e quindi io non riesco a fare il test. Ha parlato con qualche suo collega che è nella stessa situazione, si è informato? Sì, tanti altri colleghi e amici che insegniamo nella scuola pubblica italiana, in questo caso calabrese, non possiamo fare il test. Io sarei invece dell'avviso di farlo, 1, obbligatorio, 2, di farlo anzi più di una volta nel corso dell'anno scolastico, proprio per salvaguardare la mia incolumità di docente, ma soprattutto l'incolumità della comunità educante e degli alunni. Finora, tra i test fatti, pochissimi sono risultati positivi, qualcuno per le IgM, altri per le IgG, ma negativi in seguito alla successiva conferma del tampone. Parliamo adesso di una protesta che c'è stata questa mattina a Catanzaro. Dei tirocinanti calabresi in 7.000 hanno chiesto la stabilizzazione dopo anni di precarietà dal tavolo tecnico fra istituzioni e sindacati, attesa la soluzione della vertenza lunga 10 anni. Basta lavoro nero, stabilizzazioni subito, tirocinanti illusi e abbandonati sono solo alcuni degli striscioni della protesta sul piazzale della cittadella regionale a Catanzaro. I tirocinanti rivendicano il diritto alla dignità e al lavoro. Sono 7.000 in Calabria, provengono da bacini diversi, si dice in gergo, cioè hanno percorsi differenziati e negli anni hanno acquisito competenze. Veniamo dal bacino degli ex percettori di mobilità in deroga, poi siamo stati transitati in attività di formazione, siamo diventati tirocinanti, sfruttati in tutti gli enti della pubblica amministrazione, scuole, musei, tribunali, comuni, enti locali, a 500 euro al mese senza contributi, senza ferie e a lavorare in nero per coprire ruoli e posizioni per cui per gli altri vengono fatti regolari contratti. Finito questa attività siamo rimasti tutti a casa, diciamo, e nessuna prospettiva futura si è aperta per noi. La nostra formazione non vale niente neanche all'interno delle politiche di assunzione, diciamo, che si stanno svolgendo da parte dei ministeri tramite selezione al centro per l'impiego. Noi rivendichiamo comunque un diritto che abbiamo acquisito dopo 10 anni di formazione a gratis e in nero negli enti pubblici, in modo da poter comunque sfruttare quello che abbiamo imparato in questi anni. In Regione è istituito un tavolo tecnico, assessori e sindacati, dal quale i tirocinanti si aspettano soluzioni, ossia i contratti da firmare, la serenità da ritrovare. Al momento denunciano la situazione è difficile da gestire. Ci sono padri di famiglie, madri, lavoratori e ci sono bambini che a casa non hanno nulla, quindi è arrivato il momento di comunque valorizzare quelle che sono le nostre competenze che abbiamo acquisito in 10 anni. Abbiamo tutti il diritto di lavorare, abbiamo tutti il diritto di poter portare uno stipendio dignitoso a casa e abbiamo il diritto di avere delle risposte da parte della Regione. La situazione dei precari, dei tirocinanti, anche il tema dell'emergenza occupazionale legata al Covid, il piano di investimenti e le politiche attive per il lavoro sono stati proprio il tema di un incontro durato 4 ore che ha visto al centro proprio l'assessore al lavoro Fausto Sommarso, che ha tenuto oggi alla cittadella regionale proprio con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'assessore Sommarso ha presentato in sintesi gli interventi che
che la Regione dovrà presentare al Governo proprio sul Recovery Fund e ha chiesto ai sindacati la presentazione di proposte sulla direttrice dell'innovazione e della semplificazione. Più in generale, l'incontro di oggi è stato finalizzato all'apertura di un confronto fra Regione e sindacati strutturato e programmato che attraverso l'operatività proprio dei tavoli tecnici abbia l'obiettivo di riordinare il mercato del lavoro calabrese e chiudere la stagione del precariato pubblico regionale. Al termine, assessore e le organizzazioni sindacali hanno convenuto sulla necessità di mettere proprio la parola fine al precariato in Calabria, garantendo la fuoriuscita dal tirocinio dei soggetti interessati, consapevoli che tutti sono chiamati a dare il loro reale contributo in termini di chiarezza ed effettiva fattibilità dei percorsi di contrattualizzazione. Adesso parliamo di cronaca, perché 19 sono le misure cautelari emesse dal GIP della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nei confronti di appartenenti a 2 organizzazioni criminali accusate di traffico di droga. È una brutta storia di droga, violenza, ritorsioni e pure di 'ndrangheta, perché la mafia c'entra quasi sempre. È una storia che sa di cloaca anche per il senso di scempio che si percepisce leggendo le prime notizie di una importantissima operazione dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria coordinati dalla procura della città dello Stretto. L'hanno denominata Sbarre, quartiere a sud della città. L'indagine è avviata nel 2017. I risultati sono estremamente rilevanti perché gli investigatori dell'Arma e i magistrati hanno colpito ben 2 organizzazioni criminali che, attivando nel quartiere Sbarre appunto di Reggio Calabria la loro base operativa, avevano avuto la forza di espandere il raggio di azione a Milano, Verona e nelle loro province, oltre a mantenere rapporti con i clan Tegano e Molinetti. L'accusa è traffico di sostanze stupefacenti, sequestro di persona ed estorsioni. Un pedigree di assoluto rilievo, visto che, a parte qualche ultra cinquantenne, l'età media degli arrestati, in tutto 17, è molto giovane. 4 degli arrestati, cioè Giuseppe Chillino, Anouar Azizi, Gabriele Andrea Foti, avevano sequestrato 2 minorenni. Di loro per giorni non si è avuta traccia, non si sa se la loro scomparsa sia stata denunciata. Certo è che uno è stato tenuto segregato in un appartamento, l'altro in una cantina, picchiati anche selvaggiamente. I minori erano praticamente stati condannati a morte perché avrebbero rubato all'organizzazione una discreta parte della droga che andava venduta sul mercato per rivenderla in proprio. L'intervento di un altro arrestato, Antonio Sarica, che ha pagato a sue spese appunto la merce sottratta, ha evitato il peggio. Ovviamente anche i 2 minori sono finiti in carcere. La sensazione è che si sia comunque solo all'inizio di questa vicenda. 3 anni di lavoro hanno permesso l'acquisizione di elementi importanti sui quali si potrà lavorare. 2 organizzazioni che sono riferibili per contatti e per una serie di rapporti con delle cosche di 'ndrangheta storiche della famiglia di Reggio o della città di Reggio, e pur non potendosi dire, perché questo non è stato accertato, una intraneità, comunque un collegamento diretto con queste organizzazioni di 'ndrangheta. Questo dimostra appunto che l'attività di spaccio è in queste piazze importanti, perché stiamo parlando di Sbarre, stiamo parlando di aree centrali della città, era possibile grazie a questi contatti, a questa possibilità di spacciare sostanze stupefacenti. Adesso a Cosenza, dove appunto la città dei Bruzzi e Napoli sono gemellate nell'ambito del progetto denominato Nettezza Urbana promosso dall'ANCI. Vediamo di cosa si tratta. Si chiama Nettezza Urbana, il progetto di gemellaggio tra il comune di Cosenza, che ne è capofila, e quello di Napoli, ammesso al finanziamento dell'avviso pubblico Sinergie pubblicato dall'ANCI. Il progetto, che prevede un diffuso partenariato, prende il nome dai NEET, ovvero i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non sono studenti né lavoratori né impegnati in percorsi di formazione. È un progetto per noi importante perché ci vede anche protagonisti insieme alla città di Napoli, in una di quelle attività di cui noi abbiamo in questi anni sempre fatto il nostro motore trainante, diciamo, dell'amministrazione comunale, cioè un'attività volta alla sostenibilità ambientale, alla vivibilità della città, in questo caso anche al coinvolgimento, alla partecipazione di tanti giovani che potrebbero essere avviati verso un percorso formativo anche che tiene conto di queste nuove
prospettive. Ai giovani partecipanti al progetto sono destinate opportunità precise, tra cui percorsi di formazione dedicati e finalizzati all'acquisizione di competenze e conoscenze di base nei settori della sostenibilità ambientale, del supporto e promozione delle filiere produttive locali e delle aree agricole e del lavoro in agricoltura in chiave smart. Sappiamo che ci sono tante risorse che saranno indirizzate verso la green economy, verso l'economia circolare, quindi anche in questo caso la città di Cosenza è protagonista, intanto con fatti concreti che riguardano il verde cittadino, che si estende anche alle zone rurali della città con uno scopo anche di tipo produttivo, ma che coinvolge giovani che saranno adesso selezionati, sarà fatta una manifestazione di interesse per giovani dai 18 ai 29 anni che potranno partecipare a questi corsi di formazione e poi in qualche modo guardare al futuro con una prospettiva diversa su linee anche di investimenti che ci saranno nei prossimi anni, direi nei prossimi decenni, che riguardano appunto questi settori. Alla conferenza stampa di presentazione ha partecipato anche, collegata via Skype, Alessandra Clemente, assessore al patrimonio, lavori pubblici e giovani del Comune di Napoli. Parliamo adesso di incendi che sono una piaga alle nostre latitudini, ma facciamo proprio un bilancio di questa prima fase dell'estate. Luglio ha messo a dura prova il servizio antincendio boschivo regionale dell'azienda per la forestazione Calabria Verde e ad agosto, per contrastare il fenomeno, il servizio ha schierato 30 squadre munite di autobotti e 35 squadre munite di pick-up per un totale di 65 presidi AIB e 600 uomini. Il supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella settimana di agosto ha schierato 12 squadre dislocate sul territorio regionale, così suddivise: 3 nella provincia di Cosenza, 2 a Catanzaro, 2 a Crotone, 2 a Vibo, 3 a Reggio Calabria. Nel mese di luglio gli incendi sono stati 1698, di cui 203 boschivi e 1495 non boschivi. A luglio 2019 gli incendi sono stati 1910, di cui 210 boschivi e 1700 non boschivi. Ad agosto 2020 gli incendi gestiti dalle sale operative di Calabria Verde sono stati 3188, di cui 550 boschivi e 2638 non boschivi. Ad agosto 2019 gli incendi sono stati 3649, di cui 592 boschivi e 3057 non boschivi. Questa stagione è andata un po' meglio rispetto alla stagione passata e a quelle precedenti. Ci sono stati sicuramente meno incendi, tranne in una fase, nelle 2 settimane dopo Ferragosto, nelle quali ci sono stati gli stessi incendi che abbiamo avuto negli anni passati. Sicuramente comunque un dato è certo: c'è una maggiore senso civico da parte dei nostri conterranei, che hanno capito che nella Calabria del post-Covid anche le foreste, i boschi, ma tutto l'ambiente è un ambiente che va rispettato e che può costituire una grande opportunità di crescita. Intanto è calato il sipario sulla 4ª edizione del Festival della Lettura a Casalì del Manco, 1 a 2 giorni in cui protagonisti sono stati i libri, l'arte e la musica. Parole, musica, arte e distanziamento per la 4ª edizione del Festival della Lettura che ha chiuso i battenti ieri a Casalì del Manco. Il reading nel suggestivo scenario del chiostro del convento di San Francesco di Paola in località Pedace, 1 a 2 giorni, voluta dalle associazioni Uniter Presila, Ci Siamo Onlus e Prometeo 88. Noi puntiamo a valorizzare il nostro territorio, soprattutto con questo quarta edizione. È una ripresa dopo un periodo di chiusura forzata. In calendario la presentazione di libri, le mostre per la fotografia e i paesaggi attenzionati da Aldo Lecce, la pittura con i colori dell'anima di Alessia Via, la particolarità dei bonsai a cura del club Linfa Nigra, le serate dedicate allo spettacolo che vive un momento delicato. Io spero comunque che questa sia anche un'occasione in cui la cultura si rifluisca veramente come un bene, un bisogno, una necessità, un momento di crescita, perché quando le cose ti mancano
poi le vivi con maggiore partecipazione. Calato il sipario dopo l'esilerante spettacolo Leggio di Gigi Miseferi. Quando si porta in giro la cultura illuminiamo un po' tutto, perché insomma ricordiamo sempre la parola cultura, cultus vuol dire portare, questa radice ur da sanscrito antico che vuol dire luce, quindi siamo portatori di luce. La bolletta non so chi la paga, però noi vogliamo portare la luce, quindi poi la cultura è quel bene per l'umanità che quando si divide tra tutti non diminuisce mai, anzi si ingrandisce sempre di più. Adesso vediamo le ultime dalla borsa. Mattinata positiva per le borse europee. Seduta dal mood positivo, nonostante siano tornati al centro delle attenzioni i parziali timori per le rinnovate tensioni tra Washington e Pechino, dopo le indiscrezioni secondo cui l'amministrazione USA starebbe valutando la possibilità di imporre restrizioni all'esportazione al gruppo cinese Semiconductor Manufacturing International. L'agenda macro odierna ha visto la bilancia commerciale cinese di agosto evidenziare un surplus commerciale di 58,93 miliardi di dollari, superiore ai 50,5 miliardi attesi dal consensus. In Germania la produzione industriale di luglio è cresciuta dell'1,2% su base mensile, deludendo al tempo stesso le attese degli analisti che si aspettavano un progresso del 4,5% dopo il 9,3% della rilevazione precedente. Il FTSE MIB di Milano e il CAC 40 di Parigi si muovono in rialzo dell'1,2% e il FTSE 100 di Londra guadagna l'1,4%, il DAX di Francoforte l'1,3% e l'Ibex 35 di Madrid lo 0,9%. Sul Forex il cambio euro-dollaro viaggia a 1,183 e il dollaro yen a 106,2. Tra le materie prime, le quotazioni del greggio scendono con il Brent a meno 1,4% a 42,06 dollari al barile e il WTI a meno 1,5% a 39,14 dollari. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si attesta a 148 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,02%. A Piazza Affari corre Nexi a più 6,4%, Denaro anche su Fineco a più 4%, Unipol Gruppo a più 3,7% e Atlantia a più 3,2%. In coda Tenaris a meno 1,6%. Grazie, al prossimo aggiornamento. E ora vediamo le previsioni del tempo. Inizio settimana con lieve localizzata instabilità, successivamente tornerà a farla da padrone l'anticiclone con tanto sole e caldo in aumento. Domani sereno poco nuvoloso su tutto il territorio. Durante le ore centrali però saranno possibili temporali su Pollino Centrale e Sila. Temperature sempre oltre le medie del periodo. Passiamo a mari e venti. Domani mari quasi calmi o poco mossi con venti deboli a regime di brezza. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e vi auguro una buona notte.